È arrivato prima Pepe, Pippo. Anche tu, anche tu. Sì, però avvicinati, se no. Oh, Pepe sta giocando col riflesso delle fotocamere del telefono. Dov'è, dov'è, dov'è? Cerca, cerca. Dov'è? Dov'è, dov'è, dov'è? Cerca, 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 Pepe, cerca. Che sole che c'è adesso, che meraviglia! Mamma mia, che bello che è adesso. Sì, oddio, là è tutto nuvoloso, eh. Però, bello. Sembra quasi primavera, finalmente. Cioè, io qua ho già pulito 2 volte oggi da quando sono arrivata a casa. Più stamattina dovevate vedere cosa c'era, ecco. Ma che questi pipistrelli, Pepe, non camminare lì. Maledetti, continua. Eccolo là che si muove. Cioè, non sta fermo un secondo. E essendo sempre in movimento fa le cacchine. Cioè, non dorme. Ah, eccolo un altro. Quanti sono? Oh mamma, quanti sono! No, non uscire che è ancora giorno. No, amore. Cioè, questi praticamente, per farla in breve, ci cagano addosso. Mi mancavano anche i pipistrelli, veramente. Ogni anno ci sono, ogni anno è sempre così. Poi a una certa vanno via, non stanno qui sempre, quindi non è un problema in realtà. Però poi mi fanno anche ridere, poverini. Vabbè, vedo di fare qualcos'altro. Merenda time con la torta e il mio solito caffè latte, ma non nella solita tazza perché è da lavare. E quindi ho dovuto prendere questa. Solo che questa è un po' grande. Ho messo un po' troppo latte. Comunque faccio merenda. La via qualcun altro ha fatto merenda. Fa? Non sta bene. Alfa. Qua si è incupito tutto, piove, Pippo. Vi faccio vedere come ho confezionato la torta. Non mi piace tantissimo, però il cellophane sì. Eccolo. Sì, vabbè. Non mi piace particolarmente, ma l'ho dovuta fare a uovo di Pasqua. Eccomi qui, ho fatto le unghiette, ho fatto qualcosa di utile. No, perché ero da 2 giorni senza gel. Sì, circa. E quindi ho deciso di fare le unghiette. Allora, che tempo c'è? Questo. Però lì è così, perché in realtà poco fa pioveva. Quindi c'è il sole, non c'è il sole, non si capisce niente. Unghie le ho fatte molto semplici. Questo è un gel già glitterato di suo, è una base già glitterata, ma sotto a questa base già glitterata io ci ho messo la mia solita in fibre di vetro, perché quella è ottima, cioè nessuno la batte, almeno di quelle, tra quelle che ho provato fino adesso, quella è la migliore. E quindi ho fatto una base con quella, qua devo limare, e poi ho messo su quella nuova che ho comprato che è già glitterata, e poi ho messo il top coat. Ok, volevo stendere anche il resto della roba perché è ventilato come ogni giorno, e quindi ho già steso un asciugamano e il copripiumino, però vorrei stendere anche il resto, perché boh, non so se riesce a tenere un po' su sto tempo. Tener su non credo sia italiano, però io spererei uscisse un po' di sole, perché così viene fuori un po' di caldo, perché altrimenti qua cioè lo vedete, maglione.
Il cielo è decisamente cambiato da prima e qualche goccia l'ha fatta, ma io ho lasciato tutto steso. Signora gallina che va in giro, che vaga alla ricerca di cibo, ma non va nell'erba alta. Ehi, signora gallina! E comunque credo che Peppe abbia quasi preso una rondine. C'è una piuma. Ok, l'ha quasi presa. Sì, l'ho sgridato, chiaramente. Vabbè, c'è una piuma. Non so di chi sia. Di chi è questa piuma qua? Senti. Questo, vero? Questo qui era. Questo avevi quasi preso. Esattamente questo. Sì. Andiamo a farla annusare anche a Pipo. Andiamo. Guarda. Senti. Una piuma vera. Di Chip verissimo. È ancora vivo per fortuna. È interessante, vero? Sì, molto interessante. Molto, molto interessante. Ti va su per il naso, eh? No, non si mangia la piuma. Toh, è arrivato un pacco. Cosa c'è? Bu, 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 bu. Bu. Sì, ma sono io. Il ciliegio ha un po' di ciliegie quest'anno. Tanto spariranno. Cioè, ma vi pare normale che per stare meglio di fuori bisogna mettersi, cioè, vestiti pesanti? Io ho freddo. Ci ho messo su anche la giacca. 4 giugno, Ma dovrebbe arrivare questo weekend il caldo. Io lo spero. Sono qua sopra. Qua. Ah, ma ce l'hai proprio con me? E lassù piove adesso. Adesso piove ancora di più. Si vede mica. Ecco Alfietto, facciamo vedere Alfietto come è ridotto. Queste sono le sue condizioni. L'occhio è stato prelevato del materiale. Qui è tutto quella roba che vi dicevo, che probabilmente non è una semplice dermatite. E niente. Vero Billy? Mamma mia, fa impressione, amore mio, sai? Va? Guardi, sei bellissimo, sei bellissimo. Dai un bel Billy. Adi. Eccolo lì. Dai, vieni. Bue. Bue. Io vado. Ah, stretching. Vieni. Bue. Vieni. Io ho l'aiutante. Bue. Ah, ma chi sta meglio? Bue. Mi fai compagnia, vero? Sono quasi le 9 e sto togliendo il grosso dell'erba dall'orto. Poi vabbè, Franz girerà la terra, però intanto tolgo il grosso, che guardate quanta erba. Ecco, tolgo il grosso perché è una foresta. Il meteo è questo, non c'è un tramonto spettacolare, anzi, tutto nuvoloso, coperto. Va al tramonto un po' colorato.
Comunque il mio assistente è sempre qua, eh. Ciao! Dimmi, cosa c'è? Cosa? Ho quasi fatto, dai. Alla fine ho quasi fatto, sì. Adesso quella è tutta erba che ho tolto. Comunque ho fatto, sono le 21:14. E buongiorno. Le tofane ancora coperte, però ci sono. Oggi è una giornatina un po' così. Sì. Penso, forse, cioè non con questa clip, ma tra poco chiuderò il video, il vlog. Non so se vi darò una notizia in particolare riguardo Alfa. Potete immaginare, è ancora con noi, ma non so come andrà. Sta peggiorando anche molto in fretta, devo dire, e anche il veterinario è amareggiato da questa cosa, non se l'aspettava che fosse una cosa così breve, cioè dopo l'intervento che aveva tolto il tumore eccetera, non si aspettava una cosa del genere, nel senso che il tumore si è ripresentato, probabilmente quello che il rigonfiamento sopra l'occhio è anche un tumore, e quello e tutta la roba sul collo che avete visto è senza pelo e a carne viva praticamente, non si può fare niente. Ecco, anche quella roba là molto probabilmente è il tumore che ha sfogato sulla pelle, anzi quasi sicuramente. Per un veterinario comunque è come fosse un fallimento, in sostanza, quando un animale non riesce a guarire o comunque non riesce a stare meglio. Era stato meglio per un breve periodo e poi purtroppo i segnali che le cellule tumorali sono nel corpo purtroppo ci sono e non si può cambiare il destino, purtroppo. Va bene, vi lascio perché sto facendo una discesa che a momenti mi ammazzo e ecco, infatti. Penso sia evidente. Alfa non c'è più. Purtroppo era l'unica opzione. E basta. Non era più curabile. Ma io ieri ho visto il suo sguardo, quello di Alfa, ed era perso, come quello che aveva Panna. Era uno sguardo rassegnato, perché era verso la fine, insomma, e quindi non c'è più Alfa.